Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri di Palmi hanno arrestato 10 persone in Calabria ed Emilia-Romagna con l'accusa di traffico e spaccio di droga e armi. L'organizzazione movimentava grossi quantitativi di cocaina e canapa indiana da Gioia Tauro verso Modena, Palermo e Catania, con un'organizzazione che provvedeva allo spaccio al minuto. Sequestrati anche beni mobili ed immobili per 600.000 euro. È un primo scorcio di luglio all'insegna dell'infanzia violata in Calabria. Per abusi su una bambina rom a Siderno sono stati arrestati il 36enne Rocco Cherubino e la 77enne Carmela Quattrone. Condannato a 11 anni un professionista di Catanzaro per le violenze sulla figlia, che oggi ha 7 anni, mentre a Crotone una maestra è stata arrestata per aver morso e picchiato un bambino autistico. Reggio Calabria è scesa in piazza ieri in occasione dello sciopero promosso dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana contro la legge Bavaglio. È stata un'iniziativa nata via web, promossa dai componenti del blog Freelance Magazine, che hanno dato vita ad un sit-in di protesta che ha portato di fronte alla prefettura un buon numero di manifestanti. Permangono rapporti tesi tra il governo Berlusconi e le regioni. Nonostante questo clima di scontro però, per il governatore Giuseppe Scopelliti ed altri 4 suoi colleghi sono arrivati degli spiragli per una possibile rimodulazione del piano di rientro del debito sanitario. Se dimostreremo, ha detto Scopelliti, di saper mettere in ordine nel settore, si può anche evitare l'aumento di IRAP e IRPEF. È il 29esimo vulcano italiano, ma non ha ancora un nome, quello scoperto recentemente al largo di Capo Vaticano, nel mare Tirreno. La scoperta scientifica è stata illustrata a Vibo Valentia da ricercatori ed esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e dell'Università della Calabria. Il vulcano sottomarino è inoffensivo e darà opportunità di sviluppo per il territorio. Il leader nazionale di Alleanza per l'Italia, Francesco Rutelli, è giunto a Reggio Calabria. L'occasione è stata un incontro pubblico tenuto nel Salone Conferenze della provincia per la presentazione del libro La Svolta, lettera a un partito mai nato. Prima ancora c'era stata la riunione di insediamento del coordinamento provinciale affidata al segretario Sergio Laganà. E Sandro Principe, il capogruppo del PD al Consiglio regionale, autonomia ed equilibrio, le qualità che metterà in campo per svolgere un servizio in favore del gruppo. Una scelta, quella di Principe, che però non è stata condivisa da tutto il gruppo del PD. Sono stati infatti ben 4 a disertare la riunione. Intanto oggi a Vibo si incontrano i dissidenti che non hanno accettato il commissariamento del partito. Anche l'Associazione Nazionale Costruttori Edili di Crotone ha aderito al cosiddetto Patto Syndial sulla bonifica del territorio. La firma è stata apposta ieri in prefettura alla presenza del prefetto Panico e del presidente dell'ANCE Luigi D'Alessandro. Con questo patto le imprese si impegnano a sottostare alle normative di controllo antimafia anche al di sotto degli importi previsti dalla normativa. Crescere con l'ambiente è il titolo del convegno che si è tenuto ieri a Crotone, promosso dalla Fondazione FIELD in collaborazione con la Regione Calabria. Sono state illustrate le azioni di animazione territoriale che accompagnano i processi di sviluppo di Agenda 21 e della rete ecologica regionale con i fondi FERS 2007-2013 e i risultati ottenuti in base all'affidamento presso il Dipartimento Ambientale. È partita ufficialmente stanotte l'estate 2010 del Tortuga. Continua il successo del disco club situato all'interno del Lido degli Scogli, che ormai da anni firma il venerdì notte a Crotone con la musica di Antonio Scerra e i mitici anni 60, 70 e 80. All'inaugurazione erano presenti centinaia di giovani la cui estate dance sarà animata nello splendido scenario ispirato al veliero dal fascino particolare.